Villanova rappresenta un luogo simbolo della poesia improvvisata, perché ha dato i natali a Raimundo Piras, ma anche perché è un paese che coltiva la passione per la poesia da secoli, possiamo dire. Ha avuto tanti rappresentanti, sia poeti improvvisatori, poeti a taulino, che si sono distinti nella produzione poetica. Il rapporto con Villanova inizia quando mio padre era ancora giovanissimo, diciamo studente universitario, perché lui aveva una passione per Raimundo Piras, che è considerato il più grande improvvisatore della storia delle gare poetiche. Lo conobbe quando era ancora ragazzo, si instaurò un rapporto di reciproca stima, tanto che Raimundo Piras gli affidò la cura delle sue poesie, che vennero pubblicate a partire dalla seconda metà degli anni 70, con i sonetti, le modas, le terzine e poi le ottave, quelle raccolte durante le gare sui palchi fioriti di tutta la Sardegna. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, me lo ricordo a casa tante volte, lo consideravo come un nonno. Quando veniva a cantare in paese, ho assistito anche a delle gare, me ne ricordo una nel 1976 proprio a Seui, nel Salone del Cinema con Antonio Piredda, grande, anche lui grande improvvisatore di Tiesi. Ricordo anche purtroppo il giorno della vigilia della sua scomparsa, perché facemmo un lungo viaggio da Seui fino a Villanova Monteleone. Tio Raimundo era nel letto di morte, il giorno dopo poi ricevemmo una telefonata da Villanova e mio padre poi ripartì per i funerali. Raimundo Piras quindi per mio padre ha rappresentato un punto di riferimento importantissimo, ma non solo Raimundo Piras, ma tutta la scuola poetica di Villanova Monteleone. Perché si parla di scuola poetica di Villanova Monteleone? Perché è un paese che intanto ha dato i natali a quello che viene considerato il capostipite dei poeti improvvisatori di Villanova. Stiamo parlando di Bucciano Uniedu, scomparso nel 1929. Bucciano Uniedu era un poeta molto stimato, che ha fatto diverse gare con i grandi, con i pionieri della poesia a Bolu. E proprio con lui iniziò la sua carriera nel 1924, dopo la sua prima gara a Montresta, uscì diverse volte a cantare insieme a Bucciano Uniedu. C'è una foto che lo ritrae a Ballao proprio alla fine degli anni 20. Ma non soltanto Bucciano Uniedu, ci sono altri poeti improvvisatori molto importanti. Uno di questi è Anzelino Pedrette, amico fraterno di Pittano Moretti, con cui teneva una corrispondenza conosciuta dagli appassionati di poesia cantata, e un altro, Salvatore Mortello, che Raimundo Piras considerava il suo vero maestro, scomparso nel 1959. Ecco, di questo poeta c'è un aneddoto che poi è riportato anche nella storia delle gare poetiche scritta da mio padre su Cent'Annos. Salvatore Mortello era un antifascista. Pensate che quando durante il fascio arrivavano i gerarchi fascisti a Sassari, si teneva qualche manifestazione particolare, lui veniva rinchiuso in carcere preventivamente per alcuni giorni. E proprio Salvatore Mortello si ricorda una quartina quando cadde il fascismo e Mussolini venne giustiziato. È rimasta famosa una quartina che dice così: «Degando da Nabosto a paese in Susu e fatto in Peghino schianzone, non che dorras a Sassari viusa, mi torrare a ponnere in presone». Quindi questi sono gli esponenti principali della scuola poetica di Villanova. Non bisogna dimenticare però un poeta più giovane di Raimundo Piras, che si chiamava Barore Riu Pompitta, anche lui grande improvvisatore, che nel primo dopoguerra cantò in molte piazze della Sardegna, era considerato un grande improvvisatore. Poi per questioni familiari, per vicissitudini personali, non proseguì la carriera, però soprattutto per la sua capacità nel comporre le modas è ricordato ancora tra i grandi della Sardegna.